Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Impiegavano il denaro proveniente dall'associazione mafiosa degli Arena di Isola Caporizzuto e dai delitti di estorsione in attività economiche, soprattutto al nord. Queste le ipotesi di reato che hanno portato Carabinieri e Guardia di Finanza di Bologna a eseguire in diverse regioni italiane 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'indagine ha portato anche al sequestro di 5 immobili, un terreno, auto e partecipazioni sanitarie per un valore totale stimato di oltre 8 milioni di euro. La situazione della Calabria è difficilissima ed è per questo che vogliamo sentire il governatore Scopelliti per sapere quelle che sono le azioni per il rientro del debito sanitario. Non usa mezzi termini Leo Luca Orlando, presidente della Commissione sugli errori sanitari, ieri a Reggio Calabria. Orlando punta il dito sull'incertezza dei dati del disavanzo sanitario regionale e definisce la Calabria come un banco di prova per quella che è una delle prime scelte in campo federalista. L'audizione di Scopelliti avverrà domani mattina a Roma. Nuova protesta dei dipendenti dell'Acros, la società che si occupa della raccolta differenziata nel comune di Crotone e negli altri comuni della provincia. I lavoratori hanno bloccato stamani via Mario Nicoletta, proprio davanti alla sede della provincia, contro il mancato piano di rilancio della società, chiedendo che siano risolte le problematiche derivanti dalla scarsa liquidità che si ripercuote da tempo sui servizi offerti. Il problema è ormai noto e deriva dal mancato versamento delle quote spettanti da parte dei comuni. Saranno 3 le direttrici su cui si muoverà l'azione del governo regionale sulle politiche sociali: sostegno alle famiglie numerose, organizzazione dei consultori familiari e formazione delle assistenti familiari. È quanto è emerso dalla conferenza stampa tenuta ieri dal governatore Scopelliti e dall'assessore al ramo Francesco Antonio Stilitani. Per un primo intervento sono stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro da spendere entro la fine del 2010, di cui 4 milioni provenienti dal governo e 5.000 euro da fondi regionali. Per un sindaco che resta, quello di Catanzaro, Rosario Olivo, che ieri ha ritirato le proprie dimissioni in consiglio comunale, un altro lascia. Si tratta di Antonio Bisignani, primo cittadino di Sant'Agata d'Esaro, che ha deciso di gettare la spugna. Ancora in convalescenza dopo il suo accoltellamento, ha inviato una lettera per motivare la sua decisione, legata proprio all'ultima aggressione subita, che ha fatto seguito ad una serie precedente di intimidazioni. Per legge Bisignani ora ha 20 giorni di tempo per ritornare sui suoi passi. Non è andato proprio giù il commissariamento del PD calabrese a Pino Caminiti, presidente dell'Assemblea regionale del partito. Ieri in una conferenza stampa ha definito la decisione di Bersani un vulnus gravissimo rispetto all'autonomia del partito e ha sfidato apertamente il segretario nazionale, convocando l'Assemblea regionale per il prossimo 10 luglio, chiedendo di autodeterminarsi per come è scritto nello statuto in quanto partito federale. Caminiti poi ha detto di farsi interprete di molti esponenti del PD che invece hanno scelto la via del silenzio sul tesseramento. Un ciclo di seminari formativi sul lavoro per i giovani è stato promosso dalla Commissione Imprenditoria e Commercio dell'UDC e dalla Camera di Commercio di Catanzaro. I temi trattati saranno quelli dell'accesso al credito, la green economy, la cooperazione industriale e l'internazionalizzazione. Sono intervenuti per illustrare i corsi Dino Maida, Gabriele Minieri e in chiusura Mario Tassone per l'UDC e Paolo Abramo, presidente della Camera di Commercio. Tutti hanno sottolineato l'esigenza di investire maggiormente sui giovani. Obiettivo Infortuni Zero è il titolo del convegno organizzato dall'INAIL per parlare di sicurezza, legalità e lavoro nero che si è tenuto a Catanzaro. Il convegno è stato organizzato dalla direzione regionale e dal comitato regionale di coordinamento dell'INAIL della Calabria. Durante l'incontro è stato detto che l'ente potrebbe ridurre le spese per prestazioni di circa 3.600.000 euro l'anno, riconducendo la durata dell'indennità di temporanea, pari a circa 27 giorni, a quella media nazionale, pari a circa 21 giorni. Gli interventi sulla viabilità, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, sono stati presentati a Cosenza dall'assessore comunale a ramo Agostino Conforti. In aumento le zone 30, quelle in cui la mobilità del pedone viene preferita a quella delle automobili, con il conseguente abbassamento della soglia di velocità massima. Dossi, passaggi pedonali rialzati e materiali elastoplastici, gli interventi futuri di messa in sicurezza da realizzare attraverso il reinvestimento di somme che derivano dalle sanzioni.